Partì di lì, all'è al territorio dei Giudei e di là dal Giordano. La folle e tornò ad Asidonge di lui, e lui di nuovo gli insquelava, se ont il suo solito. Si svicinaren un po' di fariseos e, per metterlo alle provis, gli domandaren se gli era permettuto a un uomo di paravie la sua femmine. Ma lui, rispondendo, domandò: «Ce usai al comandat Mosè?» I risponderen: «Mosè ha permettuto di scrivere una chiarte là che si rompe le am e di parare vie». Ma Gesù disse: «A lei per colpe de vostre durezze di cur che lui usa dat che es precet, ma in principi de creazione Dio ju fase maschio e femmine, perché l'uomo abbandonerà suo pari e suo mari, e i due diventeranno una chiar sole, sicché non son più i due, ma una sola chiar, per la quale c'è che Dio ha dat donge, l'uomo non l'ha di separare». Quando al tornare in chiesa, i discepoli lo interpellaren su questo conto e lui disse: «Quel calpare via la sua femmine e in ciò l'un'altre, al fas adulteri tra i suoi confronti, e così una femmine che pare via il suo uomo e in ciò l'un'altre, al fas adulteri». Qualchidun imenave donge i frus perché gli tocciasse, ma i discepoli cridaven. Veduto il fatto, Gesù si inrabbiò e disse: «Lasciate che i frus avvengono di me e non state in proibiural, perché il ream di Dio è di che come loro. Usal dis in verità, quel che non accetterà il ream di Dio come un frutto, di sicuro non gli entrerà dentro». E ciapagno ai bras, gli benedive e metteve gli smans sul ciaf. Saltat fur sulle strade, gli corre inquintri, si buttà denante ai suoi pis e disse: «Mestri bon, c'è hai di fa per ve la vita eterna?» E risponde Gesù: «Perché mi clami tu bon? Nessun non è bon fuori di un sol, Dio. Tu conosci pure i comandamenti: non sta a coppà, non sta a fa adulteri, non sta a robà, non sta a testimoniare il falso, non sta a imbrogliare, onore to pari e to mari». Ma quel gli risponde: «Mestri, tutti questi robis io li hai rispettati di frutto in su». Allora Gesù, scialanlo con affiet, gli disse: «Ti mangi dome une robe, va, vend tut ciò che tu has, daura lai puas e tu varas un tesauro tal ciel, poi ven daur di me». Sentint così però, che al fase muse serie e sin le tutta vilid, perché aveva un evore di robe. Allora Gesù, cialant attor, disse ai discepoli: «C'è difficile che lei, paisiors, gli entrate al ream di Dio». I discepoli arrestarono scaturisi di questi paraules. Ma Gesù, tornando a chiappare la paraule, disse: «Fis miei di cur, c'è difficile che lei gli entrate al ream di Dio. A lei è più facile che un camelo al passi per il buse di una gusele che non che un signor agli entri al ream di Dio». E che, scaturisi in modo di più, si gisicavano un con l'altri. E qui riviela allora salvarsi. Ma Gesù, cialagno, disse: «Per oms a lei è impossibile, ma non per Dio di fatto a lei è possibile tutto». Allora Pieri attaccati: «Ve, no ho abbandonato tutto e ho sin venuto da di te». E risponde Gesù: «Usal dis in verità, non è nessun che vedi abbandonato chiese, o fradis, o surs, o mari, o pari, o fis, o chiamps per colpe me e del Vangeli, che non chiappi cumò in quest tempo culi 100 volte istante in chiasis, fradis, surs, maris, fis e chiamps, e insieme con le persecuzioni, e la vita eterna tal monte avvigni. Intanto, un'evore di prings a saran ultims, e i ultims a saran prings». Intanto che ieri per strade, l'an su a Gerusalemme, Gesù camminava davanti loro, e loro a ieri sconsortati, diel che urlevin da avevin pure.
A tornarci a pa in banda i dodis e a scomensà a diur ce che stave per capitai. Ve, cumò o l'in su a Gerusalem, e il fi dall'om al sarà mettute smans dei sorestangs, dai predis e dai scritturisci. Lo condannaran a muart, lo metteran te smans dei paians, lo sblefaran, i spudaran in tor, lo flagellaran e lo coparan, ma lui, dopo 3 dis, a resurrissarà. Si svincinin Iacom e Zoan, fis di Zebedeo, e disin, Mestri, o volin che tu nus fasis ce che ti domandin. Ur domandà, poce voleisu che us fasi. I risponderin, danus di sentassi, una la to diestre e una la to ciampa in te to glorie. Ma Gesù dise, non saveis neanche voatris ce che o domandais. Rivais o abevi il cialic che obevi io, e a iesi battias col battisim co soi battiad io? I risponderin, o rivin. Ma Gesù dise, il cialic che io obev, lo bevareis anche voatris, e anche col battisim co soi battiad io o sareis battias. Ma sentasi alla me diestre o alla me ciampe, non mi sta a mi di dausal, ma a lei perché che l'è stat preparat per loro. Sintint così che altri dis attaccarin a invelegnarsi quintri di Iacom e di Zoan. Ma Gesù, dopo di veiu clamas donge di sé, urdise, o saveis in ce sisteme che a son ritenius sorestangs ai popui iutegnin sotto i parons e i lor granci iutibin. Non l'ha di essi così fra di voatris, ma se un di voatris alugliessi grand, cal sedi vuestri famei. E che il di voatris cal ugliessi il prim, cal sedi famei di duc. Difat, il fi dall'om non le vignut per essi servit, ma par servì e par da la sua vite in riscat per tanci di loro. E così arrivin a Geric, ma biel che lui, cui siei discepui e una grande folle, stava saltando fuori di Geric, il fi di Timeo, Bartimeo, cagliere vuarp, a iere sentat ad orde strade a ciri la caritat. Sintut cagliere Gesù il Nazaren, attacca berla disint, Gesù, fi di David, vedul di me. Allora, un'evore di lor, a scomensarin a cridai castes cidin. Ma lui al berlava in mo più fuart, fi di David, vedul di me. Allora, Gesù si fermà e al dise, clamai lu chi? Acclamin il vuarp e i disin, dai, ieve su che ti clame. Allora lui, buttade via la mantelline, salta su e alle denanti Gesù. Gesù gli dise, ce vuelis tu che ti fasi? I risponde il vuarp, Signor, co puedi viodi? Allora Gesù gli dise, va, la tua fede ti ha salvat. E al colp, al viodè, e si mette a lei da ur per strade.